Da Carlo Scarpa con la fornace Venini fino a Fabio Poli o il pittore Dino Martens sono alcuni degli artisti che hanno accompagnato con grande successo le diverse esposizioni internazionali d'arte della Biennale di Venezia per un decennio, precisamente dal 1932 al 1942, e che ritroviamo oggi nella mostra allestita all'Isola di San Giorgio a Venezia, che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 23 novembre. Si tratta della continuazione della mostra già organizzata lo scorso anno. Il progetto si intitola Le stanze del vetro ed è portato avanti dalla Fondazione Giorgio Cini con Pentagram. La mostra, a cura di Marino Barovier, è a ingresso libero ed è aperta tutti i giorni eccesso il mercoledì dalle ore 10 alle 19. Quest'anno, in questa occasione, nel 1932, l'Ente Biennale insieme all'Istituto Veneto per il Lavoro hanno edificato una sede espositiva che si chiama Padiglione Venezia. Questo padiglione, progettato da Breno Del Giudice, era una cosa straordinaria, bellissima anche dal punto di vista architettonico, e poteva ospitare tutte le arti decorative di Venezia. Luciano Gambero, presidente del consorzio Promovetro di Murano, sottolinea la valenza di questa iniziativa. Il vetro non è più solo semplice artigianato locale, ma anche arte e design. Il vetro di Murano è sempre stato molto presente durante le biennali del passato. Ci auguriamo che questo possa avvenire anche in un prossimo futuro, perché ormai il vetro non è solo artigianato, ma è anche arte e design.